Siciliani. Si è tanto parlato di trasporti in questi giorni, vogliamo fare un attimo un riepilogo di quello che c'è stato. Lei si occupa di pendolari siciliani, ma sono tanti ovviamente i pendolari che fanno spola tra la Sicilia e l'Italia. Sì, in realtà in Sicilia il movimento dei pendolari è 50.000 al giorno, 50.000 persone che si muovono al giorno in tutta la Sicilia, ma comunque che attraversano anche lo stretto per raggiungere il continente Italia. Ahimè, il continente Italia che dalle notizie sempre più lontano e da questo punto di vista la Sicilia è sempre più isolata. È stato fatto veramente un atto di forza da parte della nostra politica regionale e nazionale nello stoppare i tagli previsti, questo allontanamento dall'Italia. Sì. Devo dire che questo è veramente il primo passaggio, il primo interesse che la politica regionale ha nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Spero che si interessi ancora di più degli attuali problemi che ancora insistono in Sicilia. Quali sono i problemi dei pendolari? Allora, i problemi dei pendolari sono tanti, abbiamo cercato di risolverne qualcuno nel corso di questi 10 anni. Io dal 96 che viaggio in treno, dal 2001 che ho costituito il comitato pendolari Messina Catania Siracusa. Il problema attuale è il contratto di servizio che in realtà regolerebbe tutto quello che è il trasporto pubblico ferroviario in Sicilia. Oggi l'attuale azienda del gruppo Ferrovie dello Stato è Trenitalia, che si occupa di trasporto delle persone. Dall'altro lato c'è la regione siciliana che dovrebbe sottoscrivere questo contratto di servizio, importante per noi perché è l'unica regione italiana rimasta senza ancora contratto di servizio. La penultima era la regione Piemonte che finalmente ha sottoscritto il contratto. Manca solo la Sicilia. Certamente, il problema è questo: a noi non interessa che la regione affidi il contratto di servizio o il servizio di trasporto pubblico a Trenitalia, a noi interessa che venga fatto un contratto di servizio a misura dell'utenza siciliana e a maggior ragione dei pendolari, perché essendo noi i maggiori fruitori conosciamo al meglio le discrasie, le disfunzioni e i miglioramenti in realtà che potrebbero essere apportati per attuare un servizio di trasporto pubblico ferroviario. E non ci scordiamo che in realtà parliamo sempre di ecologia e il treno è il mezzo ecologico per eccellenza. Quali sono le tratte maggiormente affollate in Sicilia? E allora in realtà ci sono le due dorsali, considerato che c'è la dorsale di Reni che è la Messina-Palermo, è una direttrice molto importante perché fa parte anche del corridoio Berlino, legge obiettivo 1, e il traffico pendolare sulla Trapani-Palermo, sulla Palermo-Sant'Agata-Militello, la Termini Imerese e Bagheria è considerato come un tratto metropolitano perché mi pare che insiste un treno ogni mezz'ora fra Bagheria e Palermo. L'altra dorsale importante è la Messina Catania Siracusa. Anche qui dico, il traffico pendolare ahimè è molto frequente sulla Messina Catania, considerato che sulla Messina Catania ci sono circa 4.000 di persone al giorno che si muovono in treno, mentre sulla Siracusa Catania all'incirca 1.000, considerato che la Siracusa Catania è molto penalizzata dal punto di vista ferroviario perché se no avrà 4-5 treni al giorno e quindi compatibilmente agli orari di lavoro il pendolare... E quindi appunto con quali disagi per i pendolari? O viaggiare in autobus e quindi abbandonare il treno oppure viaggiare col proprio mezzo. Per questo dico, negli anni abbiamo chiesto un incontro al Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione perché potremmo veramente suggerire, in virtù che si firmi il contratto di servizio, quale strategia o quale opportunità o quali treni o in quale fascia oraria occorre veramente avere nell'occhio di riguardo quella sensibilità maggiore per un trasporto pubblico efficiente ed efficace. Ma allo stato attuale cosa sono le cose che vorreste cambiare? Allo stato attuale quello che vorremmo cambiare è il contratto di servizio, che finalmente averlo perché è il contratto che regolerebbe il rapporto fra l'azienda che produce i servizi e la regione che l'acquista, perché oggi in realtà Trenitalia ha un contratto di servizio col Ministero e ahimè in Sicilia Trenitalia è controllore di se stessa, la regione non può intervenire, visto che non ha un contratto diretto, a controllare Trenitalia. Fatto ciò, nel contratto di servizio la regione potrebbe prevedere delle penalità se Trenitalia dovesse sopprimere dei treni, mentre allo stato attuale non so se nel contratto di servizio fra Ministero e Trenitalia ci siano delle penalità. Ma le carenze quali sono? Le carenze sono la mancanza dei treni, mancanza sicuramente di materiale. Allora, il Canuto batte sul discorso puntualità perché in realtà è anche quello un dato.
Un dato importante invece è l'allungamento dei tempi di percorrenza. Io faccio un esempio: se nel 96 in realtà un treno che partiva da Messina da Catania per raggiungere Messina impiegava 90 minuti, nel 2009 lo stesso treno impiega 117 minuti. Quindi di più, come mai? Ecco, quando in realtà non sono intervenuti altri fattori, 2 o 3 fermate in più, stesse fermate, 9 fermate nel 2000 o nel 96, 9 fermate nel 2009, comunque i tempi si allungano. Questo in realtà l'abbiamo anche capito perché da un termine di orario regolatorio, cioè in realtà si passa a un orario a catalogo. Qual è la differenza? Il regolatorio perché il Ministero comprava dei chilometri treno, l'attuale in realtà sono 11 milioni di chilometri treno effettuati da Trenitalia in Sicilia. Attualmente se passa il contratto di servizio si passerà a catalogo, cioè in realtà la Regione deve acquistare dei servizi già prettamente forniti con degli orari standard e quindi non più poter stravolgere quello che è poi l'impianto dell'orario ferroviario. Ci sono dei problemi tecnici, ma anche lì ci stiamo addentrando per capire al meglio, e quindi se la Regione avrà voglia di ascoltare i pendolari potremmo essere veramente i suggeritori per ottimizzare il servizio ferroviario. Questo tipo di servizio, questo tipo di contratto funziona nelle altre regioni italiane? Funziona, sì, io in realtà mi aggiorno quotidianamente sentendo un po' tutto quello che accade in Liguria e in Lombardia. Dico, anche là, ahimè, leggevo ieri su un regionale ligure gente che non è potuta salire sul treno per il troppo affollamento, gente che è rimasta chiusa fra le porte del treno perché poteva e non poteva salire. Dico, qua non abbiamo di questi problemi se non in alcune fasce orarie dove, ne cito una, la mattina il primo treno che parte da Fiumefreddo, che è l'85-77, è arrivato da Cirreale, la gente non può più salire, cioè, spero che salga l'omino con l'olio, così in realtà potremmo fare la statuetta delle sardine o del tonno sott'olio. Anche questo è importante nel realizzare il contratto perché può pianificare da questo punto di vista, avendo un soggetto, la Regione, che non gli costa nulla, che è il pendolare, quindi che a proprie spese, a proprio interesse può suggerire i miglioramenti o le strategie. Anche lì, considerato che io ho voluto fare un monitoraggio nei primi giorni di ottobre e mi sono accorto che dal 4 al 9 in tutta la Sicilia sono stati soppressi circa un'ottantina di treni, per un totale di 10.000 km. Quando questo? Dal 4 ottobre al 9 ottobre, ma tuttora insisto delle soppressioni. Capisco che possa essere una strategia da parte di Trenitalia nel creare malcontento per accelerare i tempi della firma del contratto di servizio, però dico, questo in realtà danneggia molto l'utenza. Ovviamente. Un dato, sempre riferito a quella settimana, considerato che sulla Catania-Caltagirone giornalmente ci sono 10 corse treno, ci sono stati giorni sempre in quel periodo che Trenitalia ha soppresso 7 corse. Quindi soltanto 3 per coprire quanti pendolari? Ma non lo so, perché a questo punto bisogna vedere le corse soppresse, ci sono le corse del mattino, per cui è l'orario in cui la gente, oppure quelle della tarda mattinata dove c'è meno flusso di... Però dico, a questo si deve sopperire con la firma del contratto. Ahimè, pare che non sia Trenitalia, ma ripeto, a noi non interessa che il servizio di trasporto pubblico ferroviario in Sicilia venga affidato a Trenitalia, a noi interessa che, se non è possibile affidarlo a Trenitalia, che la Regione bandisca una gara pubblica, la vinca chi la vinca, a noi non interessa, l'importante è che l'azienda che vince la gara di trasporto pubblico assicuri un trasporto efficiente e efficace a tutta l'utenza siciliana. Quello è quello che in realtà interessa al pendolare, ma interessa anche all'utenza. Ovviamente. È ipotizzabile l'arrivo dei privati anche in Sicilia, come abbiamo letto stamattina sul giornale, l'Arena Ways, in Lombardia c'è questa nuova linea di un privato, peraltro un siciliano. Noi lo speriamo perché dico, abbiamo vissuto già qualche anno fa la stessa scommessa con l'apertura al trasporto aereo, quindi avere la concorrenza. Sì. Qualcuno dice che non è conveniente investire in Sicilia per la deterrenza infrastrutturale. Dico, non me ne voglia nessuna azienda perché in realtà su 1378 km di rete ferroviaria abbiamo circa 200 km a
raddoppio, tutto il resto è in linea, parte elettrificata, saranno 600 km elettrificato e tutto il resto ancora un unico binario non elettrificato. Quindi sfido l'azienda che venga in Sicilia ad investire su tutta la Sicilia quando sa che in realtà non ha le infrastrutture adatte. Quanto è lontana l'alta velocità dalla Sicilia? Ma io sono sicuro che non arriverà mai, anche se si parla ormai da parecchio della velocizzazione della Catania-Palermo. 20 milioni di euro per ammodernarla, per velocizzarla, però dico, resta sempre parole o fiumi di parole. L'atto concreto sul quale anch'io ci sto lavorando è il raddoppio Fiumefreddo-Giampilieri. Perché? Perché completerebbe l'asse, quindi una delle due dorsali più importanti, tenuto conto che è stata la prima ad essere realizzata nel 1865 e quindi non a caso qualche giorno fa sui giornali ho scritto che dobbiamo festeggiare la nascita delle ferrovie in Sicilia con l'Unità d'Italia. Torno al discorso del raddoppio, perché? Perché in realtà completerebbe l'asse Messina-Siracusa, velocizzando tutta la relazione. Il raddoppio è stato finanziato già dal 2005 con 1970 milioni di euro. Sono stati fatti i vari studi di fattibilità, i vari studi geologici, però all'occorrenza questi soldi sono scomparsi dai contratti di programma. Tra l'altro è un'opera ritenuta strategica dal governo nazionale. Mi chiedo, se un'opera viene ritenuta strategica dal governo nazionale, come può è finanziata? Tre paesini dell'Interland messinesi, quali Savoca, Santa Teresa di Riva e Furcisicolo, procrastinare la realizzazione di questa opera. Allora, se è ritenuta strategica da un punto di vista da parte del governo nazionale, mi rendo conto che deve essere un'opera sovracomunale, cioè do delle direttive ai comuni dove ricade l'opera da realizzare, andranno a votare una variante sui vari territori, dopodiché inizio l'opera. Invece no. Un'ipotesi, i comuni al momento che no, allora l'ipotesi come possono intervenire? Allora pare che, scomparendo i contratti di programma, pare che sia veramente in riprogettazione. Allora, dico, non è possibile avere i soldi, avere tutto finanziato e in realtà fare cadere nell'oblio o nel nulla un'opera così importante. Dico, ahimè, capisco non c'erano i soldi, era solamente una progettazione, allora a quel punto lasciava il tempo che trova. Fatto sta che comunque tutto fermo e non è cambiato niente. E chi ovviamente subisce sono i pendolari che si ritrovano ad affrontare questi problemi giorno dopo giorno. Ma non solo, anche l'utenza in generale. Ovviamente, i pendolari perché utilizzano il treno come mezzo per spostarsi, esattamente. E allora vogliamo lanciare un appello a tutti i pendolari, allora, avere ancora pazienza. L'appello che io lancio ai colleghi pendolari è quello intanto di lamentare anche sul nostro sito che è www.comitatopendolari.it alla voce segnalazioni, tutti i disagi o disservizi, ma perché no anche i suggerimenti, questo per far sì che noi prontamente gireremo sia i reclami sui disservizi sia i suggerimenti sia a Trenitalia, che in questo momento è quella che gestisce il trasporto pubblico ferroviario in Sicilia, sia al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. Questo perché vorremmo che il suggerimento, il reclamo non vada solamente in un'unica direzione, che è quello di Trenitalia, che può prenderne atto o come non potrà prenderne atto e quindi lasciarlo a binario morto per restare in tema, ma viceversa sollecitare anche il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione che si attivi in virtù che venga firmato il contratto di servizio, quindi possa essere già a conoscenza dei disservizi, dei disagi, delle soppressioni, ma anche perché no dei suggerimenti che per noi sono molto importanti, tenuto conto che dato dal 2001 ad oggi sulla Messina-Siracusa siamo riusciti veramente a fare istituire 4-5 treni. Un altro dato era quello che su Alit Terme e su Fiumefreddo di Sicilia nel 2001 non fermava nessun treno diretto, quindi la gente era costretta nella zona di Alì, da Scaletta a Nizza, a correre tutti verso Santa Teresa di Riva per un treno diretto. Stessa cosa da Fiumefreddo, dovevamo avvicinarci sempre più a Giarre, ma questo è stato a piedi o in macchina, ma tutto sommato siamo riusciti come primo obiettivo già nel 2001 a fare fermare tutti i diretti sia nel messinese che nel catanese, e poi abbiamo avuto dei vari interlocutori a quei tempi sia alla provincia regionale di Catania
che alla provincia regionale di Messina. Un altro input che voglio dare alla provincia regionale di Catania, perché no alla MT o alla Ferrovia Circummetnea. Il 17 maggio 2002 è stato sottoscritto a Catania un protocollo d'intesa per l'integrazione vettoriale e tariffaria. Cosa significa? In realtà era stato sottoscritto un protocollo per avere un unico biglietto e poter viaggiare su più mezzi. Ebbene, dal 17 maggio 2002 ad oggi quel protocollo in realtà è rimasto chiuso in qualche cassetto. Va bene, speriamo che qualcuno lo tiri fuori, in bocca al lupo, perché la battaglia da portare avanti è assolutamente impegnativa. Grazie. Crepi il lupo, grazie a voi. Malaponte, coordinatore del Comitato Pendolari Siciliani, linea alla regia, pubblicità e dopo il professore Spionello è pronto a ricevere le vostre telefonate.